Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Spettacolo mercato, Batman, napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il reagisco alla sedicesima, alla classifica aggiornata, della classifica di Serie A aggiornata alla sedicesima giornata di Serie A. Allora, partiamo dal fatto che ho 4 squadre su 20 non hanno giocato, quindi hanno giocato su 10 partite a giornata, hanno giocato solo 6. Quindi quando andrò a nominare Inter, Milan e Napoli e Bologna, che sono le 4 squadre che non hanno giocato per la Supercoppa italiana, non andrò a dire niente. Allora, partiamo subito col format che conoscete a memoria perché è nuovo. In pratica reagisco posizione per posizione alla classifica di Serie A e dico il mio parere su ogni squadra. Vabbè, iniziamo. Fiorentina che continua a essere ultima, ma conquista ieri la sua prima vittoria contro l'Udinese per 5-1 e ha conquistato la sua prima vittoria in Serie A. Tra l'altro che Moise Kean conquista la sua prima doppietta in campionato, in tutto il campionato, e al momento con questa vittoria è a 9 punti. Ed è a 5 punti dalla salvezza, dalla zona salvezza, quindi dal Parma che è 14esimo. C'è il 17esimo che ha 14 punti. Ed è a 3 punti dalla 18esima che è il Verona con 12 punti. Fiorentina che secondo me a livello psicologico si è risvegliata, a livello psicologico, e sicuramente ha vinto in 10 11 contro 10, però sembra vinto, capito? Perciò, e a livello psicologico una vittoria in campionato può fare la differenza, cioè può servire una vittoria in questo modo a livello psicologico e da qui secondo me può incominciare il campionato della Fiorentina che può iniziare a vincere come vi ho detto nel post partita. Pisa 19esimo a 11 punti, Verona 18esimo a 12 punti, Parma che vi ho detto um, che ha 5 punti dall'ultima, che è 17esima, a 14 punti, che secondo me il Parma si deve dare una svegliata, secondo me deve cambiare allenatore, perché questa, ok, ha 30 anni, è giovane, non ha una sola esperienza come secondo di Michael Arteta all'Arsenal, però tu non puoi andare a prendere un allenatore che ha esperienza solo da secondo, cioè da secondo allenatore, devi prendere un allenatore con esperienza in A o anche a livello internazionale, ma non che sia secondo, che sia l'allenatore principale, capito? Questo. Genoa 16esimo a 14 punti, a par punti con il Parma. Genoa che dalla 12esima giornata, quindi prima della pausa nazionale o durante, vabbè, ha esonerato Patrick Vieira e ha preso il nuovo allenatore ex Roma, De Russi, che sta salvando il Genoa. Poi Cagliari 15esimo a 15 punti, Lecce 14esimo a 16 punti, che Lecce sta facendo un gran campionato. L'anno scorso è arrivata alla 15esima, 16esima, 17esima, diciamo poco prima della zona retrocessione, non è retrocessa in B per poco, non è retrocessa per pochissimo. Però quest'anno con il suo nuovo allenatore sta facendo molto bene. Torino 13esimo con 20 punti che conquista la vittoria contro il Sassuolo. Torino che man mano sta riprendendo la metà classifica a un punto dal Sassuolo che è decimo. Vabbè,
Udinese che perde, vabbè, contro, ve l'ho detto prima, contro la Fiorentina per 5-1 ed è dodicesima a 21 punti, a pari punti con Cremonese che è undicesima a 21 punti e Sassuolo che è decimo. Poi Atalanta 22 punti se non sbaglio, ed è nona. Lazio 23 punti ed è ottava. Secondo me la Lazio con Sarri può fare di più, può fare molto di più. Se si concretizza il trasferimento di Insigne alla Lazio, può fare di più. Comodo settimo, e secondo me il Como che vabbè, attualmente ha 24 punti, il campionato è ancora lungo, però secondo me il Como riesce giusto giusto ad arrivare sesto e basta, se riesce, se no arriva in Conference League, secondo me. Cioè, scusatemi, il massimo che può fare è arrivare in Conference, che la Conference almeno al momento è occupata da Bologna, il posto Conference, però secondo me il Como può arrivare in Conference League. La Conference League, appunto, come ho detto prima, ha occupato il posto occupato da Bologna, che è sesta a 25 punti. 3 punti sopra c'è la Juventus, che è quinta a 29 punti, che vince contro la Roma per 2-1, scusate. Roma che perde la sua terza partita nell'arco di un mese più o meno. E io ve l'ho sempre detto, qua giù. La Roma non sta facendo bene, però doveva cadere a un certo punto ed è caduta contro il Napoli, poi contro il Cagliari e mo contro la Juve. E Roma appunto che è quarta con 30 punti, ha un punto di distacco contro la quinta che è la Juventus che ha 29 punti, Napoli a 31 punti, terzo, Milan secondo a 32 punti e Inter è prima a 33 punti. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!